Ciao a tutti, sono Ernestina della Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa occasione voglio portarvi a fare un giro con me, ma non qualsiasi giro. Oggi vi porto al Giro d'Italia. Sì, cari amici ascoltatori, dedicheremo questa puntata a questa gara del ciclismo italiano che anche in questa edizione 2024 non ha voluto mancare nella bella e sfidante provincia di Belluno. Questa volta siamo venuti ad Alpago col team di Ernestina dalla fine del mondo, dove è partita la ultima tappa veneta, cioè la tappa numero 20. Sono stata anche in veste di Veneto Creators, questo progetto della Regione Veneto, dove ho avuto il piacere di essere stata convocata per diventare, insieme ad altri creators, ambasciatori digitali del Veneto. Perché non c'è giro senza Veneto e non c'è Veneto senza giro. È stata una giornata carica di energia, emozioni, tanto che nemmeno la pioggia voleva perdersi questa mattina di partenza. I ciclisti dovevano fare più di 180 km fino al Monte Grappa, passando per le colline del Prosecco a Treviso. Una bella sfida che è partita da una delle terre più famose, ambite e difficili del Giro, le Dolomiti. Come potete vedere dalle immagini e riprese video che trasmettiamo sul canale YouTube della BM e il mio personale Migranti TV, eppure da Facebook su Radio ABM è stata una giornata strapiena di ciclisti, famiglie, intrattenimento e allegria. Tutta Alpago si è vestita anche di rosa per ricevere il Giro d'Italia. Perfino una bicicletta è salita non sul podio, ma su una gru meccanica, già che un'azienda locale di giovani imprenditori ha voluto regalarci una bella risata. Un altro momento di intrattenimento è stata l'orchestra di Alpago, è un gruppo di rievocazione storica che ha esibito antiche maschere di legno e costumi. Poi lo show della Carovana del Giro, dove giovani ballerini intrattenevano il pubblico presente con entusiasmo e regali. Immancabile la mascotte del Giro, che ha voluto augurare fortuna con un in bocca al lupo, ma con uno quasi reale. Il lupo Wolfie di Trudy è la mascotte ufficiale del Giro d'Italia, utilizzato quotidianamente durante il giro per le premiazioni della maglia rossa. Poi l'atmosfera di gioia è stata condivisa da persone di varie parti del mondo che si sono dati appuntamento ad Alpago per questa tappa decisiva del giro. In tanti di voi già lo sapete, ma per i nuovi ascoltatori che forse non lo sanno ancora, il Giro d'Italia è una delle competizioni ciclistiche più prestigiose e amate non solo in Italia, ma a livello internazionale. Fondato nel 1909, il Giro è una corsa a tappe che attraversa il paese mostrando non solo le capacità atletiche dei partecipanti, ma anche la bellezza del paesaggio italiano. Ogni anno ciclisti di fama mondiale competono per la maglia rossa, simbolo del leader della classifica generale. La gara è organizzata dalla Gazzetta dello Sport e si svolge solitamente a maggio, attirando milioni di spettatori e appassionati lungo le strade e in televisione. Nell'edizione del 2024, la numero 107, ha visto il suo inizio il 4 maggio e si è conclusa il 26 maggio a Roma. La gara ha coperto un totale di 3.400,8 km distribuiti su 21 tappe. Tra i partecipanti di quest'anno si sono distinti ciclisti di alto profilo come Tadej Pogačar, grande favorito, e Geraint Thomas, tra molti altri. Una delle tappe più interessanti di questa edizione è stata senz'altro la tappa Alpago Bassano del Grappa, disputata lo scorso 25 maggio.
Questa tappa di 180 km ha offerto un percorso vario e impegnativo, iniziando con una sezione relativamente pianeggiante presso il famoso lago di Santa Croce, seguita da una discesa verso Vittorio Veneto e il famoso muro di Ca del Poggio. Dopo aver attraversato il fiume Piave, i ciclisti hanno affrontato le dure salite del Monte Grappa, scalato 2 volte nel corso della tappa. Alpago, la città di partenza di questa tappa e dove siamo noi in questa occasione, situata nella provincia di Belluno, è una zona rinomata per la sua bellezza naturale e le sue montagne maestose. Questo comune comprende diverse frazioni, tra cui Farra d'Alpago e Pos d'Alpago, ed è famoso per il lago di Santa Croce. Durante il Giro d'Italia, gli abitanti di Alpago hanno mostrato un entusiasmo travolgente, decorando le strade e le case con bandiere, striscioni rosa e opere d'arte per celebrare il passaggio della corsa. In località come Alpago, il Giro d'Italia non è solo una gara, ma una festa di comunità. Gli abitanti si preparano per mesi, organizzando eventi collaterali e decorando i paesi in modo spettacolare. Questa tradizione non solo mostra l'orgoglio locale, ma rafforza il senso di comunità e l'amore per il ciclismo. L'entusiasmo per il Giro è un esempio tangibile di come lo sport possa unire le persone, celebrando insieme la bellezza e la sfida delle competizioni. Il Giro d'Italia 2024 ha visto una delle sue tappe più spettacolari in questa tappa 20 dal Pago a Bassano del Grappa, perché questa tappa è stata cruciale per la classifica generale e ha offerto uno spettacolo vincente agli appassionati del ciclismo. Tadej Pogačar, il ciclista sloveno della UAE Team Emirates, confermando la sua straordinaria forma fisica. Pogačar è stato in testa per gran parte della gara e ha conquistato la vittoria di tappa, consolidando ulteriormente la sua posizione nella classifica generale. La sua prestazione su Monte Grappa è stata paragonata a quelle leggendarie di Eddy Merckx e con questa vittoria Pogačar ha raggiunto 5 successi di tappa in questa edizione del Giro. La tappa che si è conclusa a Bassano del Grappa, dove Pogačar ha consolidato la sua leadership, preparandosi a indossare la maglia rossa nella tappa finale a Roma, è stata incredibile. La tappa Alpago Bassano del Grappa è stata un test decisivo per molti ciclisti e ha offerto uno spettacolo indimenticabile ai tifosi. La vittoria di Pogačar ha confermato la sua supremazia in questa edizione del Giro, mentre i seguitori hanno combattuto duramente per mantenere le loro posizioni nella classifica generale. La passione e l'energia degli abitanti del Pago hanno reso questa tappa ancora più speciale, mostrando ancora una volta come il Giro d'Italia sia un evento che va oltre lo sport, unendo comunità e generazioni nella celebrazione del ciclismo. Ecco anche qua alcune curiosità sul Giro d'Italia che vogliamo condividere con voi, cari amici ascoltatori del programma. La maglia rosa che vedete un po' dappertutto è il simbolo del leader della classifica generale, introdotta nel 1931. Prende il suo colore dal giornale sportivo La Gazzetta dello Sport. Poi ogni edizione del Giro include salite iconiche che sono diventate leggendarie nel mondo del ciclismo. E infine, senza fine, è il trofeo. Sì, il famoso e molto bello trofeo senza fine del Giro d'Italia, che rappresenta uno dei premi più ambiti nel mondo del ciclismo. Questo trofeo, caratterizzato dalla sua forma a spirale d'oro, simboleggia l'infinito e l'eterno ciclo delle competizioni. Il Giro d'Italia è una competizione ciclistica di fondamentale importanza per il territorio italiano, in particolare per le località attraversate dalle tappe. Perciò non potevamo mancare anche noi del team di Ernestina dalla fine del mondo per condividere questa gioia con tutti voi che ci seguite da tante parti del mondo. Vi lasciamo allora con queste immagini e col desiderio che la prossima edizione del Giro 2025 ci possa ritrovare in Veneto. Cari amici, la nostra puntata oggi finisce qui. Ricordate che se volete rivedere tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo,
ma anche le mie personali di Facebook e Instagram con il mio nome Ernestina Dalla Corteluccio, oppure sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto prossima settimana e come dice il nostro motto, vicini lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.